Però la cosa che mi fa morire è il modo in cui scuote la testa come per dire no, non so niente, ormai è finita, è andata, quando sa perfettamente quello che deve fare fino alla 49esima mossa, però va bene. Buongiorno a tutti amici di mattoscacco.com e ben ritrovati in questo nuovo video, spero che stiate bene. Oggi ci vediamo una partita del mitico Kasparov, giocata nell'aprile del 2011 a Napoli in una simultanea per una raccolta fondi, e a seguito di questa simultanea c'è stata questa partita, in realtà due blitz contro questo maestro FIDE da 2221 punti, Mark Gannum. Andiamo a vedere com'è andata la partita. Kasparov al lato di neri E4, C5, ormai sappiamo che Kasparov utilizza la difesa siciliana, cavallo C3 che prende il nome di siciliana chiusa, generalmente si gioca cavallo F3, no? È la più utilizzata, non che questa sia sbagliata, A6 e F4, una sorta di attacco Grand Prix, B5. Queste mosse iniziali fanno capire come Kasparov è in grado di destreggiarsi nella siciliana, no? Tre mosse di pedoni laterali barra semilaterali. Chiaramente l'idea principale è quella di mettere subito l'alfiere in fianchetto, dove da lì può attaccare il centro. Vediamo come continua la partita. Cavallo F3, alfiere B7, D4, aggressiva per prendersi subito il centro, e noi sappiamo che nella siciliana quando il bianco ci fa D4 dobbiamo assolutamente accettare. Adesso donna per D4 e qui Kasparov mi fa morire, perché in effetti la posizione non è facile da giocare, qui gioca E6, però la cosa che mi fa morire è il modo in cui scuote la testa come per dire no, non so niente, ormai è finita, è andata, quando sa perfettamente quello che deve fare fino alla 49esima mossa, però va bene. Ecco, io nei panni del nero mi sentirei veramente a corto di spazio. E la siciliana, se non la sai giocare, se sbagli anche solo una mossa rischi di essere travolto, quindi è una difesa molto molto complessa. Alfiere D3, intanto c'è la donna che guarda raggi X il pedone G7 impedendoci sviluppi. Cavallo F6, scusami, mossa importante che aumenta il controllo sul centro, tira fuori un pezzo per svilupparsi. E adesso magari Kasparov si aspettava mosse come E5, da lì chiaramente cavallo D5 e invece H3. L'idea di H3 probabilmente è, uno, togliere tutte le idee di cavallo in questo lato, ma io credo soprattutto per andare anche a supportare spinte come G4 e iniziare a travolgere il nero con un'avanzata di pedoni. Donna G7, alfiere in E3, e adesso qui è un momento decisivo, qui bisogna iniziare a prendere un po' di spazio, altrimenti il nero rischia di farsi schiacciare dal bianco, che è pronto tra l'altro anche ad arroccare lungo, quindi bell'attacco da parte del bianco. D5, e a questo punto E per D5, cavallo per D5, seguono un po' di semplificazioni, e devo dire che dopo queste semplificazioni da nero mi sentirei un pochettino meglio, sento che la pressione sul centro è un po' svanita, quindi buona posizione. Arrocco corto scelto dal bianco, e adesso cavallo C6 attacca la donna, vediamo questa donna dove andrà. Non ha troppe case dove andare se ci pensi bene, quindi donna B6 proponendo un cambio, Kasparov l'accetta. Non l'ho detto prima, ma questa è, forse sì l'ho detto, è una blitz, quindi i giocatori non stanno cercando la mossa migliore in assoluto, ma una mossa accettabile affinché poi possano muovere abbastanza velocemente, perché è un fattore determinante chiaramente anche il tempo. Ora Kasparov ha davanti varie possibilità: sviluppare l'alfiere in F8 e arroccare, anche se forse arroccare non è più una priorità visto che non ci sono più le donne in gioco. Altre mosse, qui gli viene in mente cavallo B4, perché un pedone è un pedone, ma un alfiere è un alfiere. Tra l'altro, se questo alfiere dovesse cambiare traiettoria, non so, per esempio andare in E2, cadrebbe il punto in C2, no? E la partita tra l'altro va così, alfiere 2. Questo è un sacrificio, qui Kasparov non se l'aspettava. Questo è un sacrificio puro di pedone. In partita viene giocata torre B8, prendendo tempo e attaccando questo alfiere.
Vediamo che cosa sarebbe potuto accadere su questo attacco. Nulla di che, perché dopo questa il cavallo, chiaramente sarebbe bello andare qui, ma non si può perché c'è l'alfiere, quindi cavallo B4 l'unica, tra l'altro si attacca anche il pedone in A3 e dopo A3 il cavallo deve andare via. Cavallo C6, è vero che chiude la colonna C, ma è anche vero che qui il bianco ha completato tutto il suo sviluppo, il nero è in ritardo di sviluppo, deve assolutamente togliere via questo alfiere, probabilmente arroccare e cercare di tenere la pressione che il bianco sta mettendo. Quindi qui Kasparov non ha voluto rischiare, ha giocato torre B8. Sapere anche quando è il momento di osare e non osare fa parte dei grandi giocatori. E qui l'alfiere 1 potrebbe dire, beh, lo metto qui, do fastidio alla torre, lo metto qui, do fastidio al cavallo, ma il maestro Fide, essendo un giocatore forte, sa che questo alfiere deve rimanere lungo questa diagonale, poiché deve andare a coprire i vari buchi e le varie entrate di cavallo, che possono essere molto, ma molto, molto fastidiose. Ancora una volta Kasparov non accetta questo pedone, gioca alfiere di 6, dove sviluppa e allo stesso tempo attacca. Segue A3 per dire, oh, ma me lo vuoi catturare sto pedone? Kasparov, niente, cavallo C6, non ho voglia di aprirti la colonna C, e per ora la colonna D, finché c'è il mio alfiere sostenuto dal pedone, rimarrà, diciamo, chiusa, anche se non è per definizione una colonna chiusa. Alfiere in E3, andando a proteggere questo pedone, arrocco corto, finalmente il nero arrocca e adesso A4. A4, sì, c'è un po' di pressione su questi pedoni, c'è poco da fare, ma qui a questo punto io direi pedone per pedone, cattura. Cattura, è vero che cadrà prossimamente questo pedone, ma è anche vero che cade il pedone B2. Ora si attacca anche il pedone C2, ma qui il nero deve fare una considerazione. È più importante non perdere il pedone C2 o è più importante catturare il pedone in A6? Allora ti faccio io a te questa domanda. Quale mossa faresti? Cercheresti di difendere questo pedone o te ne freghi e attacchi il pedone in A6? Ti lascio qualche secondo e poi ti do la risposta corretta. You're gonna see me shine, 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 walking on beams of light, 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 light. La risposta corretta è chiaramente fregarsene di questo pedone. È vero, dopo ci minaccia l'alfiere, ma noi possiamo spostare l'alfiere attaccando la torre, o anzi no, forse no, non si può fare perché ci sarebbe torre B3, cavallo. No, forse si può fare lo stesso, ma il vero problema di questa mossa è che se io non prendo questo è un pedone passato, isolato, che è lì pronto per andare a promozione, quindi è troppo più importante il pedone C2. Purtroppo il bianco valuta non male la posizione, perché io non ho nulla da insegnare a questo giocatore, anzi, però forse lì per lì non gli è sembrata così strana la situazione. Gioca alfiere di 3 e qui perde il motore stesso, lo conferma, perde tanti punti di svantaggio. Cavallo B4, attaccando ancora questo alfiere, proteggendo e aumentando l'attacco su questo pedone. Alfiere in D4, minacciando la torre, e adesso cavallo D3 e pedone per. Tu dici, perché qui semplicemente non mi ha catturato? Perché sarebbero stati due pezzi leggeri per una torre, non so, probabilmente il nero avrebbe avuto il sopravvento, anzi sicuramente. Invece pedone per, la mossa che viene giocata è torre B3, si attacca questo pedoncino. Ancora una volta questo pedone è stato lasciato lì, tanto c'è poco da fare. Torre per, alfiere per F4, cavallo in E5 e adesso c'è un attacco di scoperta su questo alfiere. Il bello di quando si è in vantaggio di materiale, ma soprattutto quando si ha la coppia di alfieri, è che puoi essere tu a decidere quando darla. E infatti adesso è il momento di darla. Alfiere per e torre di 3. Siamo così arrivati chiaramente in un finale con 4 pedoni contro 2. Il finale è già scontato a questi livelli, ma continuiamo a vederlo per vedere come Kasparov ha realizzato e convertito questo vantaggio. Torre in A7, la torre va in settima,
e le torri insetti vanno sempre bene, creando un sottile attacco a raggi X. Ora se per esempio F5 il punto G7 cade. Motivo per cui Kasparov gioca F6 togliendo la possibilità di questa diagonale a questo alfiere, quindi mossa assolutamente corretta. Ovviamente ora una mossa come torre di 2 che minacciava sicuramente andava bene, ma era facilmente difendibile probabilmente con torre F2. Quindi F6 gli è sembrata più producente, alfiere di 6 attaccando la torre e la torre va in C8. Guarda come Kasparov non gioca in nessun modo in maniera difensiva, ma cerca comunque di andare anche lui a sua volta in seconda traversa, o comunque a mettere anche a raddoppiare trasversalmente queste torri sulla seconda traversa, che sarebbe fortissimo. Torre C7 per impedire che le due torri diventino delle torri gorilla, e a questo punto cattura, e adesso è il momento di spingere i pedoni. Chiaramente la domanda è: quale secondo te dei pedoni andrà a promozione? Probabilmente sarà il pedone in E, però per far sì che questo vada a promozione ha bisogno del sostegno degli altri pedoni. Quindi andiamo prima a fissare la posizione H5, magari ci sarà anche un H4 per fissare al meglio. Torre in F2 per evitare queste mosse, re in H7, il re decide di andare a dare una mano in questa situazione, in questo modo. Re H2 e 5, chiuse le ritirate da parte dell'alfiere, G3, alfiere in F3. Questa mossa è molto molto bella, alfiere F3 toglie la possibilità alla torre di attaccare frontalmente. Qui c'era una mossa migliore, ma mi rendo conto che nelle blitz non si può vedere tutto, c'era questa semplice manovra di torre che sarebbe stata devastante. Qui il matto è praticamente imparabile, l'unica via di salvezza è G4 con l'idea di scappare, ma dopo H4 non si scappa più perché praticamente i pezzi del nero controllano tutte le case attorno al re e alla prossima è matto, a patto che il bianco non giochi torre G2. Kasparov non l'ha vista, ma ha giocato, qui mancavano pochi secondi sull'orologio, quindi non torre F3, alfiere in F3. Ottima mossa comunque. Alfiere in B6, G5 e H4, errore decisivo. Errore decisivo perché su G4 ancora una volta c'è questa fantastica manovra. Adesso alfiere C5, mossa della disperazione, e su torre di 1 l'avversario decide di abbandonare. È sempre bello vedere Kasparov giocare sia nelle partite a tempo lungo che in quelle corte, mosse sempre precise, col giusto tipo di azzardo, posizionalmente sempre molto solido. Anche la mossa F6 mi è piaciuta tantissimo, cercando di sfruttare sempre i piccoli vantaggi. Veramente è stato fluido, lineare, veramente eccezionale. Spero che anche a te la partita ti sia piaciuta. Ci vediamo domani con un altro nuovo video. Ciao! E ora, per continuare, che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!